saluto anche tra coach Alessandro Magro e Franco Ciani. Ora rischia la palla persa Davis, anzi trova la palla persa. Che salvataggio anche di Mitro Long, che in un solo movimento pesca l'assist per Amedeo Della Valle. E poi Konate ancora si fa trovare su questo taglio di capelli dovuto a una promessa fatta al figlio Matteo, mentre Banks riceve in angolo, si alza e spara. Scrivete 3. Mentre Della Valle trova un altro assist per Cobbins, ancora una volta si fa trovare pronto sotto il ferro. Corey Davis, scarico per Grajulis, ne ha già tentate 2, la terza è quella buona, bomba in nuovo massimo vantaggio Allianz. Trieste a doppiare la Germani. Moss dentro per Burns che riesce con il corpo a tagliare fuori Banks e schiaccia il -16. Quest'anno tornato a Brescia dove già era stato, sta avendo numeri e impatto decisamente inferiori, mentre dopo gli 8 punti nel primo quarto torna a segnare Sagaba Konate. Questo attacco Della Valle dietro la schiena per Moore che prova a prendere il tiro da 3 e dopo quasi 20 minuti arriva la prima bomba segnata dalla Germania. Della Valle per Burns, prova a lanciarsi verso il ferro, sbaglia! Non sbaglia ancora Petruccelli. Saranno sempre liberi per Brescia perché il bonus è stato esaurito. Gabriel da 3 punti con tanto spazio, la distanza è ampia ma segna Kenny Gabriel. Banks dall'altra parte trova Delia sotto il ferro, assist di Banks e appoggio del -2 per Trieste. Ora Della Valle per Moss, c'è ancora in angolo libero Gabriel, Moss vuole andare fino in fondo, ha ragione lui, che su quel +18 probabilmente pregustava il ritorno al terzo posto e invece adesso la Quintana con il dardo ricaccia ancora più a fondo la squadra di Franco Ciani. Adesso Delia contro Cobbins, usa le finte e i perni, ottimo movimento dell'Argentina. Suona la sirena e questo è il finale a Brescia. 87 Germani, 76 Allianz. Brescia trova l'8º successo consecutivo, rafforza il suo terzo posto e ribalta anche il -8 dell'andata.